Vinceremo le prossime elezioni amministrative. Applausi e folla delle grandi occasioni. Luca Zaia e Francesco Rucco, uno accanto all'altro, con un cenno di intesa. La Lega presenta la lista che nella galoppata per la poltrona di sindaco a Vicenza si lancerà alla carica con l'alfiere del centrodestra che giura fedeltà alla battaglia per l'autonomia. Voglio mandare un messaggio chiaro a Luca Zaia che Vicenza sarà comunque vicina alla sua battaglia per l'autonomia, perché ritengo che sia la battaglia che serve al Veneto, ma serve anche alle città del Veneto. Viene stretto il patto per l'autonomia. Francesco Rucco annuncia che vuole governare Vicenza secondo il modello del Veneto di Luca Zaia. È il primo governatore d'Italia nel sentiment generale della gente, quindi per noi è un modello anche per la città. Questo a prescindere da partiti o liste civiche, credo che Luca Zaia sia un esempio, un modello per tutti noi. Io sono felice, non sono qui apposta e direi che è un'occasione per ribadire la vicinanza dell'amministrazione regionale a questa nascente nuova amministrazione di Vicenza. Consiglio che ha da dare a Francesco Rucco? No, da lui a me, io a lui no. Però io se fossi a Vicenza voterei Francesco Rucco, questo è poco ma sicuro. Sorrisi, strette di mano, poi la foto con tutta la squadra dei candidati della Lega schierati. Il capolista è Roberto Ciambetti, che si fa garante del collegamento tra Vicenza e il modello della Regione Veneto. Mi metto in gioco in prima persona perché ritengo che appunto Vicenza abbia bisogno anche di un collegamento diretto con la Regione per riuscire a cogliere quelle opportunità che in 10 anni si sono perse. La sfida della Lega oggi viene lanciata non per caso da Campomarzo, simbolo dello spaccio e del degrado di Vicenza. Da qui il centrodestra si propone di riconquistare la città. E noi proprio qua, lo facciamo vedere alla telecamera, prendiamo il terreno di Campomarzo, questo terreno maledetto e benedetto insieme, perché gli facciamo promettere al candidato sindaco di rimettere a posto questo parco della città perché ritorni ai cittadini. Lo promette su questo terreno? Lo promettiamo, Campomarzio è di vicentini, deve tornare ad essere il parco delle famiglie, dei bambini, come lo eravamo noi da bambini, e dobbiamo tornare a viverlo come era una volta. E allora le do questa terra simbolicamente proprio perché è su questa terra che lei fa questa promessa oggi. Sì, la sicurezza è una nostra priorità, Campomarzo sarà una nostra priorità.